Buon pomeriggio telespettatori di Trieste in diretta, nuova puntata, nuova settimana. Quest'oggi nella seconda parte parleremo di università, nella prima parte siamo in compagnia del direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valerio, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi. Dunque, veramente, una ne fate 100, non date pace, perché l'altra settimana Cirque du Soleil. Questa settimana, oggi la presentazione della piccola stagione estiva a Miramare. Vi fermate solo perché, mi pare che vi fermate solo un attimo perché dovete fare dei lavori, ma se no andreste avanti. Stasera c'è anche l'operetta, quindi insomma è un momento di particolare fervore. L'importante è non fermarsi mai. Non fermarsi mai. La passione si sente, quindi è importante per noi continuare l'attività, perché appena finito il periodo autunnale, invernale e primaverile, poi ci si lancia nell'estate ed è bello tenere il pubblico con noi tutto l'anno, questo è un grande risultato. Parliamo, prima di affrontare un po' la prossima stagione, parliamo un attimo proprio di Miramare. È il quinto anno che c'è Shakespeare in the Park, quest'anno poi cambia perché Quazzolo e la Pelaschiar ci hanno un po' spiegato dove andrete a parare, eccetera. Segnale però che la collaborazione con il Castello di Miramare e anche con il Verdi, perché gli spettacoli musicali sono in collaborazione con il Verdi, insomma, segnale che funziona. Funziona molto bene, sì, devo dire che è una collaborazione felice con il Parco al Castello di Miramare. La sensibilità della direttrice Andrina Contessa, straordinaria, ci ha in questi anni accompagnato. Noi abbracciamo Shakespeare perché Shakespeare è presente nella biblioteca di Massimiliano, naturalmente, e come compagni di viaggio abbiamo appunto l'università con i professori Quazzolo e Pelaschiar che seguono il progetto sia drammaturgico che in questo caso anche registico e naturalmente il Teatro Verdi che farà un meraviglioso concerto al tramonto e all'alba. Sì, la struttura di Shakespeare, notturno Shakespeare, no? Notturno shakespeariano, esatto. Notturno shakespeariano. Sarà più o meno quella di Shakespeare in the Park, cioè più gruppi di spettatori che poi tornano a riunirsi. Sì, perché questo è il segreto che abbiamo trovato per come dire, non incidere in maniera invasiva all'interno del parco del castello, quindi le persone si riuniscono in partenza nel cortile e da lì partono e si dividono in 6 gruppi e seguono in vari luoghi, ogni anno ci sono luoghi diversi, quest'anno in particolare il castelletto, l'interno del castelletto. Ah già, che si può visitare. C'è l'applauso, no, tra gli interpreti, mi pare che ho visto. Vabbè. Allora, parliamo allora della stagione. È una stagione che, allora, è sempre, noi giornalisti, chissà perché, io lo ripeto sempre, dobbiamo cercare sempre dei fil rouge che legano i vari spettacoli, eccetera. Non so perché c'è questa nostra tendenza. Volendola trovare, non so se è necessario, però quest'anno, soprattutto per le produzioni proprie del Teatro Stabile, c'è un'attenzione, mi verrebbe da dire, spasmodica e eccessiva, ma comunque un'attenzione forse più evidente rispetto agli anni precedenti proprio al territorio. Sì, naturalmente sì. Questo è un territorio straordinario, quindi per noi è motivo di grande ispirazione. Quest'anno inauguriamo la stagione con Trieste 1954, con Simone Cristicchi. E naturalmente il ricongiungimento di Trieste e l'Italia è stato un punto di riferimento. Hai visto il bellissimo successo dello scorso anno dello spettacolo, che è stato semplicemente un omaggio, sì. Una giornata dedicata a questo. Poi in realtà lo spettacolo ha avuto un tale riscontro che abbiamo deciso di programmarlo per tutta una settimana. E quindi una settimana a Trieste e poi girerà anche in altre città, nel territorio, e poi avrà una piccola tournée. Questo ci fa molto piacere perché vuol dire che Trieste 1954 sì, è una storia di una giornata particolare, ma in realtà anche una storia molto intensa per noi, che ci dà la possibilità di raccontare un periodo, ma soprattutto una comunità che si ritrova in quel giorno.
anche Argo, no? Ha a che fare anche con Argo, è spettacolo. una storia dedicata appunto a una storia tutta al femminile con Maria Grazia, scritta da Maria Grazia Ciani, con un testo originale di Letizia Russo, e qui c'è la grande Ariella Reggio con Maria Aris che ci accompagnano in questo bellissimo viaggio, una storia di esodo. Appunto. Argo è il cane di Ulisse, non c'entra niente come riferimento. No, sì, nel senso che è il riferimento al nome del cane, che poi in realtà rimane un lontano ricordo. Ah, ho capito. E poi dopo abbiamo anche l'omaggio alla, oddio, come si chiama? L'omaggio a Basaglia, insomma, quello fatto dalla... Sì, 180 gradi, esatto. 180 gradi, insomma, c'è tutto, cioè non soltanto la parte, come posso dire, letteraria del nostro territorio, ma che poi io sono molto curioso di vedere quello che Calabrese combinerà con Zeno e Bloom, certo. Ma anche la storia del nostro territorio e anche, come si potrebbe definire, e anche le istituzioni, forse eccessivo, però insomma diciamo anche insomma, la legge Basaglia è comunque un'istituzione, certo. Insomma, è inutile, si può storicizzare, ma è un'istituzione. Insomma. Sì, i segni fondamentali della storia di questo territorio, che riguardano luoghi, riguardano persone, riguardano incontri letterari, riguardano poesia, insomma, quindi per noi questo è stato un punto di riferimento anche per le scelte drammaturgiche di questi anni. C'è secondo te qualche giacimento, so che a te piace questo termine, giacimento letterario che bisognerebbe ancora sfruttare? O sfruttare, no, uso un termine più elegante, al quale bisognerebbe attingere con diversa attenzione? Tante volte sono incontri, nel senso che per noi sono incontri con autori, anche certe volte contemporanei, che ci danno lo stimolo per lavorare, certe volte invece sono grandi autori che ci incontriamo per strada su, ad esempio, i centenari. Riprendiamo ancora La coscienza di Zeno, quest'anno abbiamo una coproduzione di Rigenerazione sempre di Svevo, quindi in realtà sono incontri che talvolta sono casuali, talvolta sono segnati anche da collaborazioni anche con altri teatri nazionali che ci chiedono di lavorare insieme ad alcuni progetti. C'è un dato, mi pare che ne riflettevo con il giorno della presentazione della stagione con il Presidente, che è quello che noi, insomma, comprensibilmente poi il pubblico triestino non riesce ad afferrare, ed è proprio quello delle produzioni che circolano, perché la produzione di un teatro è fatta da ciò che si vede in quel teatro, ma anche poi dalle produzioni che vanno in giro. E mi pare che da qualche anno a questa parte le produzioni del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, La coscienza di Zeno in particolare, riscuotono apprezzamento e successo in maniera piuttosto consistente. Per noi questo è l'elemento principale. Noi siamo un teatro di produzione, quindi il Ministero, la Regione ci chiedono di produrre spettacoli teatrali, di produrre progetti artistici, e quindi questo è il punto di partenza per noi fondamentale, e il fatto di avere così fortemente incentivato le produzioni, le coproduzioni, per noi è un motivo di vanto. Quest'anno abbiamo 20 progetti in produzione e coproduzione. Molti sono nostri, alcuni sono in coproduzione con altri teatri, però ad esempio quest'anno noi a ottobre abbiamo, nello stesso giorno, il 7 di ottobre, abbiamo il debutto di Signor Todoro Brontolone al Teatro del Piccolo di Milano, quindi il più importante teatro italiano, e lo stesso giorno abbiamo il Vetro della Clessidra con Alessio Boni, quindi questo è un progetto a cui noi teniamo molto e che vanno in contemporanea, quindi Magris e Goldoni in contemporanea. Nella tua, a parte che penso che non ne avevamo mai parlato, quantomeno non in trasmissione, a parte che io ho trovato molto indovinato l'utilizzo delle marionette di Podrecca, anche per dar l'idea che forse la famiglia di Todoro è una famiglia di marionettisti, esatto, eccetera. Però
mi chiedevo, ma alla fine la nuora di Todero, è lei la vincitrice in fin dei conti? Cioè è una lettura, insomma. Come quasi sempre nelle commedie goldoniane, sì. Le donne sono più sensibili, acute, scaltre, intelligenti e alla fine trionfano, come nelle Baruffe Chiozote, come in molti altri testi goldoniani. In questo caso questa nostra Marcolina è il personaggio che vince, perché in realtà ha pazienza, sa aspettare e alla fine trova... Ma è anche quasi un altro Todero. Sì, però è più buono. È più buono. Sì, è un Todero più buono, esatto. E poi dopo toglimi una curiosità, perché Meneghetto, non mi pare che si chiami il marito, ma quando lo mettete in quella cassa, eccetera, respira da qualche parte oppure si può uscire da quella cassa per andare dietro le quinte? Allora, quel personaggio che è interpretato da Pier Giorgio Fasolo, sì, no, meraviglioso. Pellegrin si chiama. Pellegrin. In realtà sì, la cosa è abbastanza straordinaria perché, come succede spesso a teatro, le idee non nascono dal regista, ma nascono dalla creatività dell'attore. In questo caso è stato lui a dire, ma sarebbe molto originale, bello, particolare, e quindi lui ha detto, bene, allora potremmo farlo uscire dalla cassa. E da lì è partito questo scherzo, poi in realtà lui, come dire, si è trovato in una situazione, nella condizione di stare tantissimo in questa casa, quindi in realtà tutto il secondo tempo dello spettacolo rimane nella cassa. La cassa ha uno spazio aperto, però comunque è un luogo claustrofobico. Però d'altronde quando l'attore ha l'idea geniale, poi naturalmente vuole difenderla. In questo caso lui la vuole difendere, però in realtà per lui è anche una fatica. Zeno vi sta dando e vi darà ancora grandi soddisfazioni. Sì, Zeno è uno spettacolo che è stato veramente molto riuscito e fortunato, devo dire, perché lì è stato un lavoro di drammaturgia particolare e soprattutto abbiamo trovato un grandissimo interprete. Sono 10 attori, ma c'è un grandissimo Alessandro Haber che in questi giorni sta provando Volevo essere Marlon Brando, perché debutta tra poche settimane a Borgio Verezzi. E devo dire che Haber si è totalmente ritrovato in questo personaggio. Allora, quando un attore abbraccia un personaggio e lo fa diventare suo, ecco, lì scatta una magia del teatro e un'empatia con il pubblico. Quindi devo dire che questo Zeno è 3 anni che gira in tutta Italia, torniamo ancora a Milano, torniamo ancora a Roma e per noi quindi è una grande soddisfazione. Grandi soddisfazioni, vi è andato anche in Giappone, ne abbiamo parlato anche con la Torcello, che prima o dopo dovrà venire qua, perché lei si sta sempre dietro le quinte, eccetera, perché poi invece quando parla racconta delle cose anche. Grande soddisfazione, vi è andato in Giappone, anche lì le marionette di Podrecca, che sono state, mi raccontava, perché delle volte è bello sapere anche questo, per portare le marionette di Podrecca nel teatro, non so nemmeno era un teatro, nel luogo. Era un piccolo teatro. Era un piccolo teatro, comunque è stato costruito in qualche cosa di... Insomma, non è stata una roba come con dire, mettiamo le marionette sulla nave e le portiamo, eccetera. E anche lì grande affermazione, grande successo al Padiglione Italia di Osaka. Ma devo dire che sì. Uno dei progetti che ci sta dando più soddisfazione sicuramente è il progetto dedicato alle nostre marionette di Podrecca, i piccoli di Podrecca. Perché? Perché io quando sono arrivato a Trieste ormai 4 anni fa ho subito chiesto di poter rivedere questi piccoli capolavori e lì è nato un progetto con Maura Català, il nostro direttore amministrativo, che ha abbracciato l'idea, abbiamo cominciato a cercare risorse, abbiamo trovato l'assessore Rosolin che ci ha dato uno spazio per aprire un corso di formazione professionale per far rinascere giovani marionettisti, perché il vero tema, la difficoltà era per noi trovare un modo perché qualcuno potesse riraccontare attraverso l'arte della marionetta i nostri piccoli. E lì è partito il progetto. Da lì abbiamo avuto un debutto a Metal Festival
con Barbara Della Polla, e poi il progetto è cresciuto, è nato Podrecca on the Road, grazie a una collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, grazie all'assessore Anzil che ci ha donato questo meraviglioso oggetto, appunto, che è una sorta di carro di Tespiche, appunto, che è il nostro furgone di Podrecca, e da lì è cominciata anche la tournée prima in Italia, poi a Madrid, a Reina Sofia e poi siamo andati in Giappone, ed è stata una bellissima esperienza. Il direttore di produzione in questo caso, appunto, naturalmente è Roberta Torcello, ma questa intuizione è venuta al nostro assessore ai teatri Serena Tonel, che ha pensato che un modo per raccontare l'Italia, il Friuli Venezia Giulia in Giappone, potesse essere portare i piccoli di Podrecca. E allora lì Paolo Giovannazzi, il nostro direttore tecnico, ha inventato, perché non si poteva portare il furgone a Osaka, ha inventato una cassa che portava le marionette, però poi quando si apriva diventava un piccolo palcoscenico, e da quel piccolo palcoscenico i nostri attori potevano in qualche maniera muoversi, e il nostro maestro Gambarutti dirigeva gli attori e gli artisti da queste marionette. E poi abbiamo portato anche l'orchestra del Friuli Venezia Giulia con noi, i giovani bravissimi artisti dell'orchestra. Allora, ricordiamo tra l'altro che proprio Podrecca aprirà la stagione alla stagione a Miramare. Per quanto riguarda invece gli altri spettacoli della stagione, anche lì c'è l'imbarazzo della scelta, almeno dovendola come dire, analizzare sulla carta, però c'è tanto teatro classico, posto che ormai anche un testo come Amadeus è teatro classico, certo, e in una sola stagione, perché io ho dato un'occhiata, insomma c'è due Shakespeare, perché c'è Otello e poi questa coproduzione con il Verdi, che sarà anche là curioso vedere alla fine della stagione. Esatto, vi racconto questa avventura. Però per esempio ho visto, ci sono dunque due Shakespeare, poi c'è il Gabbiano di Chekhov, poi che tra l'altro sono molto curioso di vederla De Sio nel ruolo, in quel ruolo tremendo della madre. C'è Amadeus, e poi ci sono anche, io sono molto attento a questi, c'è La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams, e Il lutto si addice ad Elettra di Gino O'Neill, quindi insomma due capisaldi, forse un po', non voglio dire dimenticati, ma diciamo che si vedono meno, quantomeno O'Neill si vede poco sulla scena italiana. Quindi vuol dire, vi siete mossi anche secondo questa idea che tutto sommato il classico è anch'esso contemporaneo. Assolutamente sì, perché come succede in questi casi, questi testi classici vengono poi riletti attraverso gli occhi di grandi maestri della regia, per cui Atti unici di Chekhov, ad esempio, è con la regia di Peter Stein, che è il più grande maestro del teatro in questo momento in Italia, e Leonardo Lidi che rilegge appunto Tennessee Williams, e lui è il giovane regista sicuramente più interessante del panorama nazionale. Quindi talvolta sì, sono testi classici, ma riletti in maniera totalmente diversa, e con artisti che sanno dare, attori che sanno dare un impatto nuovo, e sicuramente una nuova strada per il pubblico, che si trova sì un testo che già conosce, ma lo vede attraverso gli occhi di un artista che è il regista, e di altri artisti che sono gli attori, e che quindi può dare delle sensazioni, dei sottotesti diversi. Sono molto curioso di vedere La gatta sul tetto che scotta, perché è uno di quei testi che a casa mia, allora mio papà era pazzo per la Bergman, per cui ogni volta che c'era Anastasia bisognava, in ultimo bisognava evitare di fare in modo che lui lo sapesse, perché sennò ci toccava vedere il film. Invece mia mamma è ancora oggi presa dal film La gatta sul tetto che scotta, e quindi ogni volta che c'è lo guarda, e poi di nuovo, ma quello è un film bellissimo, quindi sono molto curioso. Mi sembra di aver visto anche un po' di trailer
della produzione e anche la messa in scena di quello spettacolo si annuncia particolarmente, sì, molto come se fossero tutti quasi ricoverati, vabbè, insomma questo... Sì. Ma questo poi è, devo dire, il fascino del confronto. Quante volte noi diciamo, ma certo, ma quell'autore l'ho visto al cinema e aveva un senso, l'ho visto a teatro, aveva un altro senso, cosa abbiamo perso, cosa abbiamo ritrovato, cosa abbiamo guadagnato. E questo è il fascino appunto del grande testo che viene riportato in vita. Dimmi invece di Romeo e Giulietta, quello Giulietta è la fine della stagione, no? È un'operazione, devo dire, a cui tengo moltissimo, perché col Teatro Verdi, che ringrazio davvero di cuore di questa possibilità, abbiamo deciso di fare un'operazione, come dire, missione impossibile. Nello stesso teatro, quindi al Teatro Verdi, verrà rappresentata l'opera di Gounod, quindi opera lirica, classica. Quella è quella là, no? No, quella è il balletto. Quello è il balletto Okay, di Prokofiev. Quello è meraviglioso, Montecchi e Capuletti. Comunque è un'opera molto importante, molto toccante, affascinante, molto romantica. E accanto noi abbiamo deciso di rappresentare nello stesso teatro, a giorni alterni, giorni in cui i cantanti riposano, il Romeo e Giulietta di Shakespeare, con gli attori di prosa. Quindi in realtà proveremo tutto il mese di marzo con un gruppo di attori che stiamo selezionando, con alcuni giovani attori di cinema che si lanciano nel mondo del teatro, l'opera di Shakespeare, e quindi troveremo un modo anche lì molto particolare e originale di raccontare nella contemporaneità Shakespeare, e accanto faremo le prove il mese successivo dell'opera lirica, e poi gli spettacoli verranno intervallati un giorno uno, un giorno l'altro, un giorno uno, un giorno l'altro. Un lungo periodo con l'università e soprattutto con le scuole medie superiori di Trieste di educazione ai sentimenti, prendendo spunto dal capolavoro di Shakespeare per raccontare quanto l'amore possa essere trascinante e coinvolgente, soprattutto in certi momenti in cui è l'odio che comanda il tempo. Perché in realtà la storia di Romeo e Giulietta è una storia, sì, di un grande amore che finisce naturalmente in maniera tragica, ma che è segnato soprattutto da due famiglie rivali. E questo segno di questa rivalità naturalmente ci riporta alla contemporaneità, che ci riporta ai conflitti che riguardano in quel caso due famiglie ambientate appunto in una storia. Questi sono i graffiti che segnano questo spettacolo contemporaneo, però la cosa a cui voglio fortemente lavorare è questa idea che questo amore, ahimè, soccombe perché tante volte l'odio è più forte dell'amore. L'amore rimane infinito, come in questa storia, ma l'odio segna la tragica sorte di questi due amanti. Devo dire la verità, adesso non so se tu sei d'accordo, ma non è questa la... Io ho visto in età tarda il film di Zeffirelli, e devo dire la verità che secondo me è un capolavoro. Assoluto. Proprio. Un capolavoro assoluto, perché Zeffirelli intanto è molto fedele al testo shakespeariano, fa un lavoro unico che soltanto i grandissimi registi sanno fare, è un lavoro sulla distribuzione perfetto, nel senso che gli interpreti di quel film sono straordinari, un lavoro sulle musiche molto particolare, sui costumi e sull'ambientazione, ed è una storia che ti prende perché tu segui questa avventura degli amanti attraverso il dolore e il sangue che in quel film particolarmente forte. Capisco anche che farlo uscire in quegli anni proprio come dire, affidandolo ad attori giovanissimi, anche credo sconosciuti, perché penso che nemmeno Michael York si conoscesse all'epoca, ed era veramente un film, io ripeto, l'ho visto tardi perché il mio cinismo mi impediva di avvicinarmi a Romeo e Giulietta, però devo dire la verità che mi ha conquistato. Ci abbiamo verso la conclusione, però prima volevo chiedere una cosa che mi incuriosisce da parecchio tempo, e vale più per il teatro probabilmente che per il cinema, perché per il cinema ci sono altri metri o metodi. Come si misura, mettiamola così, il successo di uno spettacolo? Faccio
faccio soltanto una premessa che spiega in realtà la domanda. Nella scorsa stagione io non è che abbia apprezzato molto, tu lo sai bene, Pessoa, il testo di Pessoa. E finito lo spettacolo, ho detto, boh, adesso preparo una cosa del genere. Poi dopo, tornando a casa, pensandoci su, quello spettacolo, ancora adesso, devo dire la verità, adesso è brutto dirlo, insomma la mortadella, mi ritorna un pochettino. Quindi ho detto, come posso dire, se uno spettacolo ha successo non tanto o non solo o non sempre se piace, ma quando sedimenta. Cioè, se poi dopo io con chi questo spettacolo lo ha visto posso parlarne, confutare la loro opinione, se è contraria alla mia, significa che a teatro si va oltre il dato puramente piace o non piace, perché ragioni di più. Il cinema probabilmente si chiude nel momento stesso in cui arriva i titoli di coda. Adesso manco arrivano i titoli di coda, perché se uno vede un film sulle piattaforme già partono. Cioè. Per cui come si misura? Ci sono degli spettacoli che piacciono, ma quelli che sedimentano vuol dire che toccano qualche cosa. Infatti io sono d'accordissimo con questa lettura, perché talvolta uno spettacolo magari ti piace di primo acchito, ma lo dimentichi facilmente. Altri spettacoli invece sono più misteriosi, in qualche maniera devi interpretarli, ma ti lasciano un segno e a distanza di giorni, settimane, anni, ti lasciano delle immagini, ti lasciano delle parole, ti lasciano l'interpretazione di un attore, e questo è, come dire, è il rapporto che noi tutti abbiamo con l'arte. Sì, talvolta, conti, sì. Talvolta anche rispetto a un'opera d'arte noi abbiamo lo stesso tipo di reazione. Alcune opere d'arte hanno un grande impatto emotivo, ma altre in realtà, come dire, rimangono dentro di noi e magari le riscopriamo a distanza perché ci riportano ad altri rimandi. Quindi sono delle associazioni proprio di pensieri che certe volte ci fanno scoprire quanto è profonda quell'opera d'arte. Ma come posso dire, perché immagino che all'interno del teatro poi si valutano anche gli spettacoli con altri, come posso dire, strumenti o valori no, ma comunque anche rispetto a noi. Cioè, che tipo questo mi incuriosirebbe un attimo, cioè capire come si valuta uno spettacolo proprio dal vostro punto di vista, che mi rendo conto è sfaccettatissimo, perché poi uno spettacolo può anche arrivare, mettiamo, in un periodo particolare. Io ricordo per esempio il gelo che c'era stato per uno spettacolo in contrada di Woody Allen, mi sembra che fosse Io Annie, che era stato rimesso a posto perché andò in scena nei giorni in cui in cui Papa Wojtyla stava morendo, e la sera in cui l'ho visto, dove si sapeva che non si parlava d'altro, che quindi dipende anche da quello, uno spettacolo arriva un po'. Ma poi non dimentichiamo che il teatro è dal vivo, quindi lo spettacolo che tu vedi una sera non è quello che io vedo il giorno dopo, e per gli spettatori ogni sera è una sera originale e particolare, e per gli artisti stessi certe volte tu sei un attore, reciti, ma quella sera sei particolarmente in forma e ti senti affine al pubblico. Certe volte invece sei anche tu più freddo, magari hai dei pensieri quando stai per entrare in scena, hai la tua vita familiare che entra nella storia del personaggio. Quindi in realtà l'aspetto unico e irripetibile dello spettacolo dal vivo è proprio questo, che ogni sera è diverso. Ultima riflessione. Che con te non ho mai fatto, ma ho fatto con qualcun altro. Nel periodo pandemico è stato palese come, appunto perché a teatro accade una sola volta in pratica, no? Cioè, qui ed ora, è stato palese l'impossibilità di rendere uno spettacolo attraverso la riproduzione televisiva, cinematografica, eccetera. A mio modo di vedere c'è un dato: lo spettatore di teatro
ha molta più libertà rispetto allo spettatore cinematografico di scegliere lui dove concentrare la propria attenzione rispetto a quello che sta succedendo sul palcoscenico. Invece, quando c'è un'operazione come questa, che non è quella del vecchio venerdì della prosa a cui noi eravamo abituati, perché quelli erano spettacoli concepiti per la televisione. Ma io mi ricordo che avevo visto al cinema il Frankenstein di Peter Boyle e io mi dicevo, io voglio vedere quello che succede dall'altra parte del palcoscenico, voglio vedere cosa sta facendo, non so, la comparsa, mi incuriosisce questo. L'idea è che c'è qualcuno che ti faccia vedere quello che lui vuole che tu veda, certo. A me dà un po' di fastidio, infatti, per dire la verità. Al cinema l'accetto perché quello è un altro linguaggio da questo punto di vista, ma a teatro io sono libero, può anche non fregarmene niente di Amleto, diciamo, perché mi concentro su Polonio, tanto che è un mio fisso. Infatti poi questo, come dire, è la chiave tante volte di una nuova drammaturgia che racconta i personaggi minori. Hai citato questo, io penso a Rosa che Ghizzè sono morti, naturalmente, di Stoppard. Allora, sì, lo spettatore sulla sua poltroncina è meravigliosamente libero. Sì. Può chiudere gli occhi e ascoltare e sentire la sensazione di un radiodramma a occhi chiusi che è lo spettacolo teatrale. Certe volte si concentra su un particolare, certe volte io mi perdo, non so, sulle mani di un'attrice, certe volte invece la tua concentrazione è su una luce particolare, su un personaggio minore, che in quel momento magari è fermo, però sta per fare qualcosa. Quindi in realtà la magia del teatro è anche la nostra libertà di scegliere all'interno di una macchina semplice e complessa come uno spettacolo teatrale quello che vogliamo scegliere. E questa è una libertà unica che soltanto lo spettacolo dal vivo ti sa dare e ti può dare. Allora, ricordiamoci che tanto che verrà presentata verso, credo, settembre, tutta la parte musical della stagione, perché sono stati anticipati alcuni ritorni, anche alcuni ritorni pesanti e importanti, però quella manca ancora l'appello, quindi sono ancora spettacoli in più. E poi avremo tutta la programmazione della nostra nuova sala 1954 che avrà la piccolina, la piccola sala nuova. Allora, comunque l'appuntamento con l'inizio della stagione è il 7 di ottobre con Trieste 1954. Esatto. Io ringrazio il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valerio, grazie, buona estate e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Buon tennis, non ti ho neanche chiesto di Sinner perché... Certo. No. Dobbiamo tenerlo, è un campione prezioso, esatto. Bisogna starci attenti. Grazie, buon lavoro. Adesso andiamo in pubblicità, poi cambiamo argomento. Mi sembra di sentire, forse c'è un cane o forse Paladin. Ci vediamo dopo. Grazie. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come vi ho detto prima, avevo sentito bene perché ci sono non uno, ma due cani, due Labrador splendidi, devo dire la verità, femminucce. Intanto siamo in compagnia del dottor Alex Boitestella, che è delegato del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università di Trieste, ex medicina per dirla in parole povere, e di Cristiano Drozg, che è istruttore cinofilo, Band of Rescue è come potremmo dire la società con cui facciamo i corsi di salvataggio, e che però tutto quanto fa riferimento anche alla Federazione Italiana Nuoto. Allora, noi parliamo di un'iniziativa, di un percorso probabilmente forse ancora più giusto che è stato presentato nei giorni scorsi e che inizia il 21 di giugno, si chiama Salute tra terra e mare. Cominciamo con Boitestella, così ce lo spiega un attimo, e poi dopo vediamo invece come interviene poi il vostro gruppo. Grazie mille, buonasera intanto a tutti quanti. Questo progetto che abbiamo voluto chiamare La Salute tra terra e mare nasce da un finanziamento dell'Università di Studio di Trieste verso i dipartimenti per promuovere queste attività di impegno pubblico sociale, terza missione,
quindi portare la nostra conoscenza al cittadino, a chi poi ne può, speriamo, beneficiare maggiormente. E quindi la nostra idea è stata parlare di salute, ma cercare di andare noi incontro al cittadino e parlare di salute sul territorio, e quindi dove il cittadino triestino vive primariamente questo tempo all'aria aperta, che sono ovviamente d'estate Barcola, il mare, e poi ovviamente anche il contesto carsico, che rappresenterà parte delle iniziative che faremo nei prossimi mesi. Quindi sì, come dicevamo, inizieremo questo sabato tutto il giorno presso la fontana di Barcola, sarà un po' il nostro core, dove dal mattino, dopo i saluti istituzionali, inizieremo sia con delle attività pratiche, diciamo anche in acqua e in mare, sia con delle attività disseminative fatte nello stand. Ecco, ci tenevo a raccontare che questo progetto poi in realtà nasce da noi come Dipartimento di Scienze Mediche, ma ha trovato in primis la coorganizzazione del Comune di Trieste, che ringraziamo, con l'assessorato alle politiche del territorio e l'assessorato allo sport, che abbiamo condiviso assieme alla conferenza stampa ieri. E poi tutta una serie di altre splendide realtà del territorio triestino, sia in ambito sportivo, Trieste Campus, Pallanuoto Trieste e Triestina Nuoto, sia la Band of Rescue, Finsalvamento per quanto riguarda le unità cinofile, sia poi le istituzioni legate all'ambito sanitario di ricerca del nostro Dipartimento, Asugi, Burlo e ICGB. Allora, come entra in scena Band of Rescue? Band of Rescue entra in scena perché quando si svolgono delle attività in acqua, noi se ci coinvolgono abbiamo sempre ben piacere, ovviamente, di partecipare. Quello che facciamo il soccorso in acqua, appunto, aiutati dai nostri cagnoloni. E in questo caso Alex è anche un nostro allievo, perché c'è a casa anche un'altra labradorina bionda, in questo caso, e quindi ci conosce, insomma ci ha coinvolto. E quando i ragazzini faranno questa nuotata, e noi faremo un'assistenza minima, perché comunque insomma durerà poco, no? Sì. Saranno comunque 500 metri, mi sembra. Esatto, ecco, sì, 5 minuti, 10 minuti. Potevo spoilerare, ecco. Sì. Ok. A seguire subito faremo una dimostrazione di soccorso in acqua, no? Nella quale non solo dimostreremo come viene fatto un intervento standard, ecco, no? Ma proprio come si prepara il cane, quindi qual è il percorso del cane di salvataggio, come viene preparato. E quindi ci saranno degli allievi che hanno appena iniziato, quindi faremo vedere degli esercizi più semplici, quindi si inizia con una fase di gioco in acqua, perché si insegna al cane a giocare prima di tutto, no? Perché tutta questa attività deve essere vista come un gioco. Successivamente si insegna al cane a nuotare, cioè le regolette, diciamo, no? del nuoto senza disturbare i bagnanti, quindi vicino al conduttore, il nuoto a fianco, senza salire addosso, così, fino ad arrivare poi dopo all'intervento vero e proprio. Quindi avremo 2 o 3 tipologie di intervento standard, nel quale insomma faremo vedere insomma le varie tecniche che ci sono. Poi ci sono un'infinità ovviamente, no? di possibili interventi, perché ogni intervento è a sé e dalle sue dinamiche. No? Ma chiedo scusa se interrompo subito, perché molti mi rimproverano, no? Ma in questo caso deve essere, come dire, allenato anche il padrone del cane? Certo, ecco. È assolutamente fondamentale questo. Parliamo di un binomio, no? Ecco, sfattiamo un mito un po', no? Non è il cane che va a soccorrere la persona, il cane è un aiuto all'assistente bagnante. No? Noi prepariamo appunto, cioè tutto il nostro corso verte sulla preparazione al conseguimento del brevetto vero e proprio, che è appunto della Federazione Italiana Nuoto, sezione salvamento. No? Ecco. Ma non è un brevetto a sé, non è che si può prendere il brevetto così. Ecco. Prima bisogna essere assistenti bagnanti, e il brevetto per il cane è un'estensione del brevetto. È come prendere, per esempio, una volta che sono assistenti bagnanti, prendo una specializzazione, per esempio la moto d'acqua, oppure il SAP, oppure eccetera. No? Ecco, in questo caso noi prepariamo per l'estensione cinofila. Poi, nel nostro caso, abbiamo tanti livelli, quindi a tutte le persone che iniziano a fare questo tipo di attività
io sempre consiglio, iniziate per divertirvi col vostro cane. Sì, sì, poi dopo... A seconda di quello che vi piace, le varie competenze, a seconda del cane, del tempo, delle disponibilità, dell'età, delle capacità fisiche anche, no? Perché insomma, sì. per fare l'assistente bagnante anche con il cane bisogna avere certe capacità, non è per tutti, no? Anche tempo libero. Abbiamo diversi insomma, livelli, qualcuno si ferma a fare solo attività di volontariato, dove c'è appunto l'obbligo di intervento e lo fa per giocare col cane, ma allo stesso tempo se può dare una mano, chi lo fa a livello ludico, quindi per fare gare sportive in acqua, ci sono tanti tipi di attività, no, che poi si possono fare, e chi lo fa appunto per fare proprio questo tipo di attività a livello anche professionale, perché poi dopo si può andare anche a lavorare in spiaggia con il cane. No? Questa iniziativa, che appunto ricordiamo si tiene il 21 di giugno, ma se non ho letto male, poi dopo l'iniziativa anche prosegue, magari poi vediamo anche breve. Però questa iniziativa fa parte anche, adesso probabilmente non è questo ma forse anche sì, non è questo il core business dell'iniziativa, però questa iniziativa è una delle tante che l'università mette in piedi, mi viene proprio da dire mettendosi a servizio della città. Lo ribadiamo ogni volta, una volta l'università era a Trieste, poi ancora più facile come riferimento perché sta lassù, era staccata dalla città, eccetera. Mi pare di capire che da qualche anno a questa parte, diciamo, è sempre più parte attiva della città. Non c'è manifestazione organizzata dove non ci sia, abbiamo da dire, anche lo zampino dell'università. Abbiamo parlato prima della prossima stagione teatrale, c'è l'università anche dietro parecchie cose, cioè è cambiato anche parte del ruolo dell'università, no? Sì, ma questo rientra infatti, il nome adesso sta cambiando perché non piace classificarla come terza, però veniva chiamata terza missione, adesso viene chiamata... Sì, che è un nome brutto perché sembra tipo come la sesta malattia dei bambini. Esatto, adesso si chiama impegno pubblico e sociale, viene chiamato, è più corretto, dove quello che si dice è che l'università ha 3 compiti principali, che sono naturalmente la didattica, e qui nasciamo ovviamente per insegnare, ad aiutare mano a creare una generazione di nuovi professionisti. La ricerca, perché senza la ricerca ovviamente non si può andare avanti, non si può insegnare in maniera aggiornata, e poi c'è questo impegno sociale, questa valorizzazione delle conoscenze, questo trasferire quello che l'università capisce, conosce, impara, poi a tutte le parti interessate. Mutuando dal gergo teatrale, che è quello, il gergo dello spettacolo, che magari è quello dove io mi muovo con più facilità, è come se l'università poi in qualche modo restituisse è come una restituzione, restituisce alla città che la ospita il proprio sapere, esatto, mettendosi a disposizione. Esatto, ed è anche per questo che per noi diventa fondamentale cercare di dialogare con più realtà possibile, quindi il cittadino certamente rappresenta il grande palcoscenico su cui noi possiamo operare, ma poi ci sono tutti gli attori coinvolti, ed è per questo che il progetto ha voluto coinvolgere tutta una serie di partner istituzionali, più istituzionali, meno istituzionali, ma di varia natura. E infatti, come vedrete dal programma, e speriamo di vedervi tanti sabato mattina, che il tempo dovrebbe essere anche piacevole. Vita nei campi ha detto che dovrebbe esserci un bel sabato. Lì vedrete come faremo comunque coinvolgere le realtà sportivo-motorie del territorio, dove ci sarà comunque tutto il tempo durante il nostro stand ci saranno le realtà nostre dell'Università e del Dipartimento che faranno informazione e divulgazione, per cui ci saranno ragazzi del gruppo di dermatologia che ovviamente parleranno dell'importanza del sole e della cura che dobbiamo avere della nostra pelle, con la professoressa Zalaudek ovviamente, che darà le sue belle informazioni. Ci saranno degli studenti del corso di laurea infermieristica con i loro tutor per parlare banalmente della rianimazione cardiopolmonare, qualcosa che è importante conoscere più possibile. Nel pomeriggio avremo anche degli specializzanti della chirurgia plastica che invece parleranno della gestione delle ferite, quindi come
un piccolo trauma, sì. un piccolo taglio, un riccio che si attacca a qualsiasi problema, come gestirlo al meglio. E anche degli studenti, delle studentesse del tecnico di riabilitazione psichiatrica che invece parleranno di progetti legati proprio al mare, al sole, al verde, sul benessere psicologico anche dei più piccoli. Quindi sarà proprio voler abbracciare la multidisciplinarietà che è dietro al fatto alla salute del territorio, unendo ambito medico-sanitario, ma anche le realtà poi del territorio che operano in questo splendido ambiente. Invece, per quanto riguarda proprio diciamo i cani da salvamento, forse il termine non è correttissimo. Vengono chiamati in tantissimi modi. Ma come posso dire, non sono mettiamola così, la loro presenza in uno stabilimento balneare o in una realtà come potrebbero essere, che so, la Riviera di Barcola, i Topolini, non è istituzionalizzata. Come funziona da questo punto di vista? Ci sono dei tratti, appunto, cioè dipende tanto dal litorale. Ok. E quindi dell'ordinanza del comune e della capitaneria, a seconda della tipologia proprio di territorio, no, che si trova. Okay. No? E in base a questo vengono fatte appunto determinate ordinanze. Qui a Trieste abbiamo delle zone nelle quali si può portare il cane e nelle quali invece non si può portare. Ah, è vero, c'è anche questo, sì, giusto. In altre situazioni logistiche invece, per esempio, ci sono fasce orarie. Puoi andare a portarli la mattina presto, anche qui a Trieste una volta c'era, tanti anni fa, no? a fasce orarie. Adesso hanno deciso di farla qui. Ho capito, non avevo considerato anche il problema, perché mi chiedevo come funzionasse il loro utilizzo per certi aspetti. Per quanto riguarda il cane da salvamento, invece, no? Se in una situazione lavorativa ovviamente può entrare, cioè è in servizio e può andare anche in zone dove i cani non hanno accesso. Ma per esempio. come funziona? Nel senso, staziona da qualche parte, va su e giù? È un ausilio dell'assistente bagnante. Ah, ho capito. Perfetto. Io ho lavorato per 5 anni assistiendo con il cane. Posso fare un esempio? Sì. Io avevo la mia postazione, stavo lì a pattugliare e avevo il mio cane nella mia postazione. Ovviamente deve avere ombra, deve avere acqua, tutte le... tanto deve andare a sporcare, fuori dalla spiaggia ovviamente, no? Ma questo diventa tutto insegnato. Sì, ho capito. Ogni tanto va a rinfrescarsi. Come noi, certo. Insomma, deve saper far tutto. Insomma, ecco, ci sono delle razze più adatte a questo tipo di impiego? Questi io ne vedo più spesso, insomma. Sì, sono quelle un po' più predisposte, un po' per tante caratteristiche, no? Non solo deve avere abilità acquatiche, quindi le zampe un po' più palmate, il loro pelo per esempio trattiene delle piccole bollicine d'aria microscopiche e quindi aiuta un po' il galleggiamento, è impermeabile, no? E quindi e a loro piace, ma devono avere anche un'indole, loro nascono come cani da lavoro. E quindi è molto facile addestrarli perché sono instancabili, puoi addestrarli molto, molto velocemente. No? Non vedo un bulldog. Altre razze si stancano prima, quindi devi fare magari un quarto d'ora di addestramento, farlo riposare, poi di nuovo riprendere, poi di nuovo farlo riposare. Loro sono molto più predisposti proprio perché sono stati selezionati nel tempo per il lavoro, no? Che era un lavoro da caccia all'inizio. No? Sì, per certi, da caccia in realtà, per certi aspetti sono retriever. Per certi aspetti sì. Poi c'è anche il golden retriever che è un'altra razza. Anche però diciamo tutte le razze vanno bene per fare questo tipo di attività, purché sia abbastanza grande, perché altrimenti può farlo a livello ludico, sportivo, ma non può farlo a livello operativo. Sì. Ecco, no? Mi veniva in mente un Carlino non può. E purché insomma gli piaccia stare in acqua, ecco, non può essere forzato, deve essere un piacere. E se ho capito anche lei c'è stato questo, comunque il legame col mare anche nel mio ambito di ricerca c'è sempre stato, e per cui poter anche condividere la parte diciamo di ricerca con un po' anche mettere in pratica quello che si studia, perché alla fin fine, tornando al discorso di prima, dobbiamo mettere in pratica, dobbiamo mettere in uso quello che studiamo, quello che impariamo, e quindi anche questa è un'occasione per valutare, per imparare assieme come affrontare queste sfide. Desumo che lei abbia fatto biologia. Io nasco come laureato in scienze motorie, ormai un po' di anni fa.
sotto la direzione del professor Di Prampero, che è stato un luminare della fisiologia italiana e che al termine del percorso mi ha detto: tu dovresti continuare a fare fisiologia, quindi staccati un po' da quello che è stato il tuo percorso e continua su questa direzione. Adesso ho il privilegio di poter insegnare fisiologia al nostro Cos'è dipartimento. fisiologia esattamente? Come funziona il corpo umano, quindi tutta la parte più, diciamo, legata proprio alla funzione dei vari organi, dei vari tessuti, e specialmente come poi tra di loro dialogano. Nel nostro caso, che può essere l'ambito motorio sportivo, quindi come si contraggono i muscoli, come risponde il cuore, i polmoni durante un determinato esercizio, la fatica. È un mondo bellissimo, proprio perché esplorando il corpo umano potremmo dire quasi, no, la vecchia collana francese di divulgazione biologica è un po' studia l'anatomia e la fisiologia. Io ero mi soffermo ai 15, che è una... Beh, lì era un signor libro, ecco, ce li ho ancora a casa i 15. Io credo che quelli che li hanno avuti non li Non li danno buttano più via via. sicuramente. Quanto può... Mi rendo conto che dipende molto anche a seconda dell'animale, eccetera, ma diciamo l'addestramento quanto può durare? Allora, diciamo che può un minimo di qualche mese. Ok. I cani più preparati, con il proprietario magari già preparato e che hanno tanta disponibilità di tempo, e conta tanto anche la logistica, perché noi per esempio di Trieste siamo avvantaggiati, ma certo, cioè, i miei corsi valgono per tutto Friuli Venezia Giulia. Sì. C'è gente che mi viene da Udine, allora lì bisogna mettere in conto magari 2 ore di macchina per farsi magari un'ora di addestramento. Sì. Avevo un'allieva che veniva da Mestre, è stata anni venendo da Mestre sempre, no? Ha dedicato tanto impegno ovviamente, no? E noi siamo fortunati in questo caso, e potendo fare addestramento molto più spesso ovviamente si raggiungono risultati. Però prima nel l'addestramento, tempo. mi perdoni, deve essere fatto, anche l'addestramento viene fatto in periodi primavera-estate, insomma. Sì. D'inverno di solito ci si concentra tanto sulla preparazione a terra, perché non va sottovalutata la preparazione a terra, perché la parte più difficile è la gestione della spiaggia, non dell'acqua, perché un cane in una spiaggia affollata d'estate con bambini che tirano palline, palloni, che mangiano gelati, che vengono a carezzare il cane col panino di prosciutto, no? In mano, ecco, con tutte le borse piene di vivande, no? Che si trovano su tutti i Sì, può essere qualcosa di... Bisogna prima preparare la gestione a terra e poi si fa anche la parte in acqua ovviamente. Si approfitta dell'inverno per fare la parte a terra e ci si concentra il più possibile, insomma, valorizzando la stagione estiva, si sfruttano le giornate calde il più possibile, ecco, no? Comunque anche d'inverno c'è magari anche la possibilità di allenarsi, no? Sì. Ecco, e c'è una... C'è qua a Trieste, abbiamo una piscina, la We Dog a Padriciano, che è un po' piccolina, diciamo, no? Bisogna... cioè, ecco, per fare questo tipo di allenamento attività bisogna già avere, insomma, delle basi, no? Perché è molto difficile lavorare in ambienti stretti. Però mi perdoni ancora. Però si riesce, io vado sempre, insomma. Ma poi dopo, un termine che non mi piace, ma comunque cos'è? Vengono poi anche valutati nel tempo? E io avevo parlato tempo fa con i cani di ricerca, quelli per le persone scomparse, eccetera, e mi raccontavano che lì ogni tanto veniva valutato, insomma, l'animale e anche il padrone. In questo caso non viene, cioè una volta che prende il brevetto, il brevetto fa riferimento alla persona alla quale viene associato il cane, quindi un binomio, no? Ma quando prende il brevetto viene valutata anche la responsabilità, diciamo, no, della persona. Quindi nel tempo, diciamo, questa persona si allena, si deve allenare. Sì. Okay? Ma ci sono delle prove che stabiliscono... Noi le facciamo internamente, le facciamo noi. Ho capito. Ma le facciamo anche più di una volta all'anno. Sì, anche perché cioè, è facciamo giusto dei test, con tutta una serie di prove, che così uno sa dove orientarsi, che lacune andare a colmare, cosa andare ad aggiustare, in modo da avere sempre quella preparazione standard minima necessaria, insomma, no? Gli appuntamenti, abbiamo 5 minuti, gli appuntamenti successivi? Racconto un po', allora anche il programma di sabato, così diamo giusto un'anteprima, poi troverete
sia sui canali istituzionali dei partner, del Comune di Trieste e dell'Università di Trieste troverete il programma completo per chi fosse interessato a saperne di più, ma partiremo questo sabato mattina alle ore 9, 9 e mezza, apriremo lo stand, il gazebo, con queste attività dimostrative con i nostri gruppi di ricerca. Alle 10 ci saranno i seduti istituzionali di apertura, ai quali seguirà un riscaldamento in pineta a Opera di Trieste Campus. Seguito il riscaldamento, pronti a entrare in acqua, ci sarà questa esibizione di nuoto in acque libere promossa da Triestina Nuoto sui 500 metri con i bimbi, ragazzi delle categorie esordienti, e col pattugliamento delle unità cinofile, a cui seguirà anche poi una dimostrazione per l'appunto delle unità cinofile. Chiuderà la mattinata con la premiazione poi dei partecipanti. Il pomeriggio continueremo con le attività dimostrative presso il gazebo, avremo verso le 4:30 un'attività condotta da Pallanuoto Trieste, con gli atleti di Pallanuoto Trieste, che insegneranno come si nuota per restare meglio a galla, che chi più di loro, che devono lavorare tante ore, possono dare dei buoni consigli. E poi alle 6 faremo un talk con l'ausilio di un bel grande LED-wall posto sempre lì della Fontana, in cui interverranno nostri docenti ma anche esperti appunto dei partner o di altre organizzazioni, su 3 nuclei principali. Il primo sarà legato al sole, al bene che possiamo ricevere dal sole dal punto di vista dermatologico, osseo, con l'intervento della dottoressa Rati dell'ortopedia. Questo so anch'io. Questo sulle ossa, molto importante, e benessere psicologico, su cui interverrà il professor Albert del nostro dipartimento. Successivamente, seconda parte sarà legata al nuoto come disciplina che si è evoluta nel tempo da un mezzo per spostarsi a un mezzo di competizione. Interverrà il nostro direttore, il professor Luigi Murena, assieme a Andrea Razzi della Pallanuoto Trieste, e cercheremo il collegamento con Alessandro Mencarelli, direttore tecnico di Triestina Nuoto, che però è via per grandi competizioni, e quindi proveremo il collegamento. E poi chiuderemo col soccorso in mare, invece, con l'intervento della Capitaneria di Porto, con l'unità cinofile, un infermiere del 118 esperto in soccorso in emergenza e un medico della struttura di rianimazione. Questo è il programma di sabato. Settembre e marzo tenete già pronte le agende, perché indicativamente il 21 settembre e il 21 marzo ci sposteremo sul Carso per fare delle camminate assieme alle persone, con guide naturalistiche che guideranno quindi anche su conoscere il territorio, ma parleremo di come star bene quando camminiamo in Carso, quindi attenzione alle zecche, alle possibili morsi di insetti. Sì. Io ricordo andavo a correre, era tutto un... Prevenzione incendi, perché è importante anche rispettare il nostro territorio, quindi veramente noi vogliamo parlare dell'ambiente, che Trieste è unica, diciamo che Trieste veramente ha un ambiente spettacolare su tutti i punti di vista, viviamolo in salute. Allora, io ringrazio, mi saluti professor Murena, io ringrazio Alex Buoitestella e Cristiano Drosg per essere stati con noi. Non ho chiesto i nomi, li avevo visti prima e non ho chiesto i nomi. Lei è Nica. Nica. E lei è Nanà. Nanà, ok. Sono perfetto. 2 gemelline. 2 gemelle? Una è sorda dalla nascita e lei le fa da guida. Okay. Copia tutto quello che fa lei. Infatti lei è operativa, lei non può ovviamente essere operativa, ma fa a livello ludico. Si diverte lo stesso. Perché uno non pensa che anche gli animali poi hanno questi certo. problemi. Infatti per questo la portiamo e ci sarà presente anche sabato e faremo proprio un esercizio anche con lei per far vedere, gli spiegheremo tutto quanto. Adesso non voglio spoilerare troppo. Grazie, buon lavoro ad entrambi. Grazie. Noi chiudiamo questa puntata, ci vediamo domani come sempre alle 17:55.